È polemica aperta tra lo staff difensivo di Giancarlo Galan e la Procura della Repubblica. Non è piaciuta la presa di posizione dei magistrati veneziani che, dopo averne chiesto l'arresto, hanno deciso per ora di non ascoltare Galan, invitandolo a produrre un memoriale difensivo. L'ex governatore e l'avvocato Antonio Franchini lo stanno predisponendo, ma non lo presenteranno i magistrati lagunari, bensì giovedì prossimo a Roma durante l'audizione alla Camera. E se da indiscrezioni sembra che il Parlamento si orienti verso il sì all'arresto dell'ex presidente del Veneto, dallo studio di X News il procuratore di Venezia Carlo Nordio puntualizza il senso e la funzione degli arresti. Nessuno ha mai pensato di sfruttare il tempo della detenzione, cioè della limitazione della libertà personale, per costringere o indurre qualcuno a collaborare. Quando però si scopre una illegalità così diffusa, così intensa e così grave, che crea un allarme sociale così grave, direi che la custodia cautelare è quasi inevitabile. In quest'ottica proseguono le scarcerazioni da parte del Tribunale del Riesame. Posti domiciliari Federico Sutto e Luciano Neri, uomini del Consorzio Venezia Nuova, continuano anche le richieste ai giudici da parte degli indagati che, seguendo quello che ormai viene definito il modello Orsoni, chiedono di essere interrogati. E dopo l'interrogatorio il patteggiamento della pena è stato chiesto in queste ore anche dall'ex magistrato alle acque di Venezia Patrizio Cuccioletta, ma la Procura si è riservata ogni decisione. Del resto, come evidenziato il procuratore Nordio dagli studi di X News, l'ordinamento italiano prevede 3 gradi di giudizio. Il fatto di prevedere giudizi di vari gradi significa che l'errore è fisiologico nelle nostre indagini. Peraltro noi confidiamo di aver fatto un buon lavoro e confidiamo anche che nel suo complesso terrà. Intanto non si ferma il cantiere del Mose. Da domani sera riprenderà la posa dei cassoni alla bocca di Porto di Chioggia, un'operazione complessa che richiederà la totale chiusura dell'area alla navigazione in entrata e in uscita per 37 ore consecutive, dalle 22 di venerdì 20 alle 11 di domenica 22 giugno.